Isaia 57, dal 14 al 19. E si dirà: appianate, appianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Poiché così dice l'alto e l'eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Poiché io non voglio contendere per sempre, né essere adirato in eterno, altrimenti davanti a me verrebbero meno lo spirito e le anime che ho fatto. Per l'iniquità della sua cupidigia mi sono adirato e l'ho colpito. Mi sono nascosto, mi sono indignato, ma egli si è allontanato seguendo la via del suo cuore. Ho visto le sue vie, ma io lo guarirò. Lo guiderò e ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti. Io creo il frutto delle labbra, pace, pace a chi è lontano, e a chi è vicino, dice l'Eterno, io lo guarirò. Allora, come vedete, attraverso questa parola, nonostante l'indignazione del Signore, Lui non è contro di noi, perché Lui vuole continuare a guarire le nostre anime, i nostri corpi, le nostre menti, i nostri cuori e via discorrendo. Perché Lui ama il suo popolo e ciò che Lui crea e ciò che Lui mette in atto non lo mette da parte, non lo rinnega, perché Dio non è un uomo che rinnega, Dio ama. Nonostante le nostre follie, Dio ama. E quando Lui dice che ama, il suo amore rimane in eterno. Voi credete nell'eternità di Dio? Voi credete che siamo figli di Dio? Allora, se siamo figli di Dio, noi siamo nell'eternità. Se siamo nell'eternità, significa che noi vivremo per sempre. Allora, ci crediamo in questo? Allora, se tu credi in questo, amen, come dice Carmelo? È un amen scarsoleddo. Allora, tu credi? Amen. Tu sei convinto che Dio veramente è tuo padre e tu sei suo figlio? Amen. Allora, se sei convinto di questo, devi pensare che tu vivrai per l'eternità e quindi per l'eternità tu devi essere come Dio ti vuole. Non ti puoi permettere di essere per un breve tempo folletto e poi tutto pio e tutto casto per l'eternità. No, ormai hai accettato Gesù nella tua vita, ormai tu hai scelto, tu hai deciso che Dio è tuo padre, quindi tu devi camminare secondo le sue vie. Ok? Allora il Signore dice chiaramente oggi che di appianare e preparare la via affinché ogni ostacolo venga rimosso dal suo popolo. Quindi ecco perché il Signore vuole che si parli chiaramente. Ci sono a volte alcuni intoppi nella nostra vita che non ci permettono di avere una vera comunione intima con il Signore. E allora il Signore dice appianate la via affinché viene veramente il mio popolo venga liberato dagli ostacoli che impediscono la vera comunione e la vera immersione in me. Quindi il Signore si sta rivelando alla nostra vita, si sta rivelando a questa Chiesa, si sta rivelando ad ognuno di noi, si sta rivelando a chi dice Signore, Signore. Si dice tu non mi puoi dire Signore, Signore. Tu non puoi dire che sei il mio popolo e poi ti comporti come vuole il tuo cuore. E poi tu vivi nella cupidigia, quindi in questa fame di possedere, di avere. Noi possiamo
dire davanti al Signore: io non posseggo nulla, non ho uno stipendio, non ho una pensione, non ho una mensilità anche esigua, quindi cosa vuoi che io ti offra? Ma di quel poco che abbiamo noi siamo molto avidi. Teniamo quel poco che abbiamo tutto per noi. Qua si parla di tempo, si parla di amore, si parla di avere comunione intima con il Signore, perché molte volte noi non abbiamo manco il tempo per avere comunione intima con il Signore. Sono tante le cose che devono essere pianate nella nostra vita. Noi siamo il suo popolo, no, qua non ci piove, siamo il suo popolo. Perché noi siamo Chiesa, ok? Ma il Signore vuole di più. Che siamo popolo, che siamo salvati e il Signore verrà, ci rapirà e via discorrendo, perché il Signore sta ritornando. Non ci piove, è certo, al 100%, perché questa è parola del Signore, non è parola di uomini. Dio sta per ritornare e ritornerà per rapire la sua Chiesa. Quando non si sa, ma noi dobbiamo essere pronti, ok? Ma tu, che livello hai dentro di te di comunione? A che livello sei? Che cosa stai facendo nella tua vita per il Signore? Che relazione vera hai con Dio? Che amore hai per Dio? Che amore hai per le sue cose e per la sua volontà? Qual è la tua attitudine? Qual è la vera intimità che hai con il Signore? Certo, è certo una cosa, che il Signore vuole guarirti, ti vuole liberare, guarire da ogni tua afflizione. Ed è pronto, infatti il Signore dice: certo, io toglierò il povero, il misero dall'afflizione. Lo guarirò, gli darò pace. Questa è una certezza che il Signore ti vuole dare. E se lo dice è. Ma il mio popolo si è allontanato, ha camminato nella sua cupidigia. Il Signore dice: sta attento però, io ti voglio dare tutto. Ma tu liberati, spiana la via, fa che i tuoi passi siano passi buoni. Che la tua via sia ben spianata verso di me, affinché non ci siano burroni, vallate, crepacci, rocce insormontabili. Attento, fa che la tua vita e la tua via sia nella mia, che converga nella mia, dice il Signore. Cioè noi non possiamo pretendere che il Signore dia tutto quello che noi gli chiediamo e noi stiamo con le mani conserte a non fare niente. Non abbiamo il tempo per riunirci, non abbiamo il tempo per stare alla presenza del Signore, non abbiamo il tempo per raccogliere anche una minima parte di ciò che possiamo dare. Mettiamo sempre tempo e diciamo poi si vede, poi vediamo, non lo vede il Signore, in che condizioni mi trovo io, che posso dare? Ma tu dai quel minimo tempo e quel minimo tempo nella tua vita sarà centuplicato, perché Dio dà in abbondanza, in sovrabbondanza, perché Dio non prende da te per ingrandirsi Lui lo prende da te per darlo a coloro che sono più afflitti ancora di te. Ma lo capite il ciclo, il riciclo che si viene a creare? Dio è amore, Dio vuole guarirti, Dio vuole sanarti, ma tu devi togliere dalla tua strada, dalla tua via, dalla tua vita, la cupidigia. Dobbiamo essere attaccati a Lui, bramosi di Lui. Dobbiamo avere la bramosia per le sue cose, non la bramosia per le nostre cose.
Per le cose di Dio noi dobbiamo essere bramosi. Per l'intimità con Dio dobbiamo essere bramosi. Per la comunione intima con Dio dobbiamo essere bramosi. Per fare la sua volontà dobbiamo fare a gara nel fare la sua volontà. Noi dobbiamo stimare Dio, perché voi non capite, ma quando noi camminiamo secondo le nostre vie, noi lo disprezziamo. Disprezziamo il nostro Signore e Salvatore, perché teniamo più a ciò, al nostro tempo, ai nostri soldi, alle nostre follie, alle nostre bramosie. Teniamo più a quelle cose che non alle cose di Dio. Ora il Signore ci parla chiaramente, ci dice chiaramente: io ti amo, io ti voglio guarire, io non ti ho voltato mai le spalle, sei tu che mi volti le spalle, Gira de furia, sei un rinnegatore. Ma io voglio che tu sii sempre in comunione con me, ma dovunque sei, qualsiasi cosa tu faccia, tu sei il mio popolo, il Signore ci chiama il suo popolo. Quindi, dal momento in cui noi siamo suo popolo, noi dobbiamo camminare come Dio vuole. Non possiamo poi dire agli altri: ah, tu perché non lo conosci, Signore, tu perché non lo capisci, tu così. E tu che fai? E tu che stai facendo? Come ci possiamo permettere di predicare agli altri e non razzolare male? Questo non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo essere seri con il Signore, come Lui è serio con noi. Noi dobbiamo dare al Signore ciò che a Lui tocca, ciò che a Lui, che non si parla di soldi sempre. Levamo un ello della testa, cioè perché non è questione di soldi, è questione di avere la giusta attitudine con Lui. Ora, se tu sei convinto che Dio veramente, tu sei suo popolo e sei convinto che Dio è tuo padre, che tu sei suo figlio e che Lui ritornerà e Lui sta ritornando per rapire la sua chiesa, perché gradisce il suo popolo, perché gradisce la sua chiesa, allora permettigli di spianare la via, permettigli di appianare la tua via, perché la tua via non deve ingeppare, deve essere una via che fluidamente deve affluire nella via grande del Signore, ma senza ostacoli, senza impedimenti. E gli ostacoli non sono gli altri che li poggiano, che li mettono, e non è il diavolo che li mette. Molte volte siamo noi che formiamo degli ostacoli, e questi ostacoli si chiamano peccati. E il peccato più grande è la disubbidienza, la ribellione. Poi seguono l'orgoglio e la superbia. La disubbidienza perché non ubbidiamo ai comandi di Dio, alla parola, perché la parola di Dio si deve fare carne dentro di noi. La ribellione è quando noi facciamo ciò che a noi piace e non ciò che Dio vuole. Anzi, mettiamo in dubbio che Dio sta parlando a noi. Anzi, mettiamo in dubbio che quella parola viene da Dio. Come? La parola è scritta? Ma anche quando non ti piace, vai a casa, te la leggi, la rifletti e poi ti metti in una giusta relazione con Dio. La parola parla. Non puoi dire che la parola non parla per te, la parola parla per tutti. Ed è la parola veramente è un codice, la parola è una guida, la parola è una legge che deve vivere e regnare nel tuo cuore. E che spesso e volentieri noi non la facciamo vivere perché? Perché togliamo quella parola che Lui ci annuncia per metterne un'altra, per seguire le nostre vie, i nostri pensieri. No, ma il Signore voleva dire in questo passo, così e in quel modo, in quell'altro modo. No, non è così.
Perché quando Dio parla, parla a tutti. Non c'è bisogno di interpretare la parola, non è un linguaggio del cielo. Il linguaggio del cielo è il canto, la parlata degli angeli. E la parlata degli angeli non è comprensibile, non è capita. Ma la parola sulla Bibbia è parola che proviene dal cielo. E Gesù l'ha personificata venendo sulla terra. Quindi non possiamo dire, questa parola non è per me, ma no, forse il Signore voleva dire, non ci credo, questa parola non ci credo. Quindi però io voglio credere a quello che mi fa più comodo. Se io voglio un miracolo, dammi, se io voglio una grazia, dammi, se io voglio la casa, dammi, il fidanzato, dammi, la ricchezza, dammi, ma quando tu devi veramente metterti nella giusta relazione con Dio, incominci a dire no, questa parola non è per me. Chissà chi la voleva dire, o chi l'ha annunciata, chissà cosa voleva dire, ma dove vuole arrivare questo, dove vuole arrivare quell'altro, io non credo in Tizio, non credo in Caio. E così facciamo una bella Babilonia e anziché formare la vera Chiesa di Dio, formiamo la Babilonia, che non è di Dio, la Babilonia è del maligno, ok? Quindi cerchiamo, ora il Signore non è che ci sta rimproverando, non è che ci sta dicendo non mi piacete, no, ci sta dicendo semplicemente che ognuno di noi ha una cupidigia, ha una bramosia, un attaccamento, un'avidità, non lo so come lo volete, un'avarizia, come la volete interpretare. Quindi ciò diventa dentro di noi un ostacolo, un impedimento. Io ti voglio guarire, io ti voglio liberare, però molte volte la liberazione non arriva perché noi non siamo ubbidienti. Molte volte è così, ma non perché Dio non vuole o non può, ma giustamente se dice se tu sei mio figlio, tu ti devi comportare come io voglio, come ho annunciato, come la parola dice, ma non come tu vuoi. Rendiamo un Dio bugiardo praticamente. Se io mi comporto come voglio, il Signore mi dà quello che voglio. Ma che testimonianza do di Gesù? E che testimonianza, come faccio a far conoscere Gesù? Io presento un Dio bugiardo, perché? Perché Dio tanto mi accoglie, mi perdona, mi fa, mi dice, tutto quello che voglio me lo dà. Io rendo Dio un grande bugiardo, io lo rendo un grande bugiardo, perché Dio dice una cosa, io ne faccio un'altra, lui mi accorda, tra virgolette, perché siccome sono suo figlio, mi aiuta. E che senso ha la parola? Che senso ha aver permesso di scrivere tante Bibbie, tante parole? Cioè veramente, la Bibbia è il libro più letto di tutti gli altri libri. Lo leggono gli atei pure, lo leggono altre religioni pure. Alcuni lo fanno per conoscere il Signore, altri lo fanno per diffamare Dio, altri lo fanno per vedere se Dio è un Dio bugiardo, un Dio vero, ma comunque il libro viene letto. E che senso ha allora che Dio ha riempito questo libro della sua parola? Quando poi io mi posso fare benissimo i fatti miei, posso vivere la vita secondo i fatti miei e poi dire, ubriacarmi nel dire Dio è mio padre e lui mi accorda. Mi dà tutto quello che voglio io, ma dove? Se tu ricevi qualcosa, chissà quale patto hai con qualche altro, tra virgolette. Lo sapete che significa? Molti ricevono e dicono che è stato Sant'Antonio, San Calogero, San Giuseppe, la Madonna e via discorrendo.
Molti si riempiono la bocca, però la loro vita è cambiata. Voi vedete se qualcuno è cambiato? Chi conosce il Signore? Chi ama il Signore? Chi fa di tutto per avere quella conoscenza e la saggezza per poter applicare la conoscenza nel giusto modo? Chi è? Quanti pochi sono nel mondo? In Italia. Qua dice il Signore, io creo il frutto delle labbra, pace. Pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice l'Eterno, io lo guarirò. Quindi il Signore parla, ma vuole da te la giusta relazione, che tu abbia la giusta relazione. Voltiamo pagina in un certo senso, però il discorso è sempre quello e ora ve ne accorgete. Andiamo a leggere Giovanni 5. Dopo queste cose ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo in certi momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo, discese disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'inferno gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E l'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi allora gli domandarono: «Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Essi allora gli domandarono: «Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo». Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei stato guarito. Non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Ora, a me ha colpito un passaggio. Il paralitico non conosceva Gesù. Però lui aveva desiderio di essere guarito. A volte il Signore lo fa. Fa queste guarigioni, li fa. Ma quanti ritornano al Signore per fare un cammino di fede come si deve? Un cammino di conversione come si deve? Ricordate i 10 lebbrosi? 10 guariti, solo uno è ritornato indietro per ringraziare il Signore Gesù. E gli altri 9 non hanno ricevuto lo stesso miracolo, hanno ricevuto lo stesso miracolo, ma se ne sono fregati. Scusatemi il termine. Nel mondo ci sono molti che ricevono molti miracoli, il mondo riceve molti miracoli, il mondo stesso, non solo l'umano, ma il mondo stesso riceve i miracoli. Ma quanti vanno al Signore per ringraziare il Signore? Quanti?
È l'intercessione di Maria, l'intercessione di San Giuseppe, l'intercessione di San Francesco, di Sant'Antonio, di Padre Pio. C'è quanti? Ma Gesù dov'è? L'autore dei miracoli è Gesù, perché non c'è nome al di sopra di Gesù. Gesù è il vero Signore e Salvatore, è il potente, è colui che può guarirti all'istante, come ha fatto con questo paralitico. E qua non si parla né di Maria, né di Gesù, né di Maria, né di San Giuseppe, né di Sant'Antonio, né di San Prospero. Non si parla di uomini morti, si parla di Gesù vivo o di apostoli vivi. Quindi cerchiamo di rendere il culto solo a Dio e non a Belzebù, perché dietro ogni santo, dietro ogni uomo morto si nasconde Belzebù. E nel nome di Gesù oggi dobbiamo prendere questa consapevolezza e dobbiamo capire che i tempi sono malvagi e il nemico si nasconde in ogni cosa e imbroglia il mondo e lo depista, lo ingabbia, lo lega. E il mondo non conosce Gesù. Perché? Perché c'è questa falsità, c'è questo falso resoconto dei fatti per cui Gesù non ha nome. Molti dicono, signorozzo, appena tu dici loro, leggi la Bibbia, no, ma io poi vado in chiesa, io ascolto. Ma che ascolti? Ma tu ti comporti come la parola dice? Ma tu ti comporti come Gesù ha insegnato? Ma tu sei nella vera relazione con Gesù o sei per i fatti tuoi? Gesù ha parlato e Gesù continua a parlare. Gesù ha scritto, non direttamente attraverso lo Spirito Santo. Molti uomini hanno scritto di Gesù, di quello che hanno visto con i propri occhi. Quindi Gesù è l'operatore dei miracoli. Perché Gesù è disceso dal cielo ed è salito in cielo. È proceduto dal Padre ed è ritornato al Padre. Gesù ha veramente il potere di compiere cose straordinarie. Quando tu ricevi un miracolo, quel miracolo ti deve portare alla conversione. Quel miracolo ti deve portare al cambiamento, quel miracolo ti deve portare ad avere la giusta relazione con Lui, ad avere veramente questo approccio, questo desiderio, questa voglia di conoscere il Signore, di metterti nel cammino per conoscere il Signore. Non mi basta andare in chiesa, non significa niente. È la stessa cosa se voi venite qua solo il sabato, non significa niente. È solo un momento di lode, adorazione, ascoltare, bello è, battiamo le mani, e cosa bescio. No, non è questo. È il cammino che tu devi andare a intraprendere, è un cammino di continua relazione con Dio, non con gli idoli, un continuo cammino di conversione. Ogni giorno noi ci dobbiamo convertire, ogni giorno ci dobbiamo ravvedere, ogni giorno dobbiamo vedere dentro di noi cosa non va e cosa va. Oggi il Signore ci sta dicendo di liberarci dalla cupidigia. E noi dobbiamo liberarci dalla cupidigia oggi. Dobbiamo rinunciare alla cupidigia, dobbiamo spezzare nel nome di Gesù. E dobbiamo conoscere Gesù. Perché Gesù ha detto, ecco, tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Ma che significa che io non pecco sulla terra? Tutti noi siamo fatti di carne e noi cadiamo tutti. Però in Cristo ci rialziamo, chiediamo perdono con la certezza che Lui ci rialza. Perdonandoci ci rialza.
Quindi noi non possiamo autodemolirci, autodistruggerci. Noi abbiamo sbagliato, cerchiamo di essere umili, dobbiamo accettare, dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto, chiediamo perdono al Signore e quando il Signore vede il nostro sincero perdono, il Signore subito cambia la nostra vita. Subito. All'istante, ricordatevi questa parola, all'istante Gesù interviene nella tua vita, 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 dipende dalla tua intima relazione con Dio. Dio ti promette guarigione e ti promette liberazione, ma tu devi avere il contraccambio, devi dare il contraccambio. Ma se tu ci pensi, non stai dando niente al Signore, stai dando il tuo sì. Poi Lui lavora, Lui fa, Lui compie. Quindi quando Gesù dice, ecco tu sei stato guarito, non peccare più affinché non ti avvenga di peggio, non significa che noi non possiamo cadere. Gesù ce l'ha insegnato, è caduto 3 volte schiacciato dal peso della croce. Lui ce l'ha insegnato, ce l'ha fatto vedere, ce l'ha mostrato che nella debolezza si cade, ma ci si rialza in Gesù, chiedendo perdono. Ma qua il Signore dice, non voltarmi le spalle, non dire io ho fatto, io ho detto, le mie preghiere hanno permesso che io ricevessi la mia vita pietosa, pia da pia, la mia vita devota, la mia vita mistica, la mia vita che è una continua farsa. Ecco, la mia vita, non è questo, a noi nulla tocca, è per grazia che noi riceviamo. Noi riceviamo il suo favore divino, noi riceviamo la sua grazia, perché a noi nulla ci è dovuto. Dio ci ama e ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno, tant'è che nella prima parola dice io mi muovo a compassione per gli afflitti del popolo, ok? Quindi non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Allora, si è fatto conoscere Gesù. Non si è fatto conoscere attraverso il miracolo. Lui non sapeva chi era. Ce lo dice la parola. Lui non lo sapeva chi era Gesù. Quando gli hanno chiesto chi gli avesse detto di prendere il lettuccio e di alzarsi e prendere il lettuccio, al contrario. Lui non sapeva chi gliel'avesse detto. Lui si è alzato, ascoltato, ma non sapeva chi era. Quindi noi, senza conoscere il Signore, noi lo rinnegheremo ogni giorno, lo tradiremo ogni giorno, disubbidiremo ogni giorno. Ogni giorno saremo lontani dal Signore. Senza la conoscenza, noi non possiamo avere la vera relazione con Dio. Quindi quando il paralitico ha visto Gesù, perché Gesù gli ha parlato, poi ha potuto dire è stato Gesù. Quindi come fai tu a dire che un morto ti ha fatto il miracolo? I morti riposano nell'attesa della gloria di Dio. I morti che sono in Cristo, sono morti in Cristo, sono in attesa del suo glorioso ritorno, perché quando Dio ritornerà, prima risorgeranno i morti in Cristo e poi sarà rapita la Chiesa. La Chiesa universale si parla, cioè ogni piccola Chiesa forma la grande Chiesa universale. Quindi la grande Chiesa sarà rapita, ok? Quindi loro saranno svegliati, quindi loro dormono.
Loro non vanno miracoli, non possono fare miracoli. Loro hanno vissuto una bella vita in Cristo, sono stati ubbidienti, hanno cercato di fare cose che Dio metteva nel proprio cuore, via discorrendo, hanno vissuto una vita da fedeli, da veri seguaci, da veri cristiani, ma sono morti, ma riposano. Quindi qua non si parla, se tu vai a leggere tutta la Bibbia, dal primo versetto all'ultimo versetto, nessuno dice che è ritornato un morto per farti un miracolo. È Gesù che è vivo, è Gesù che è vita, è Gesù che è risorto e dal momento in cui Lui è risorto, Lui è capace di fare miracoli ancora perché Lui è vivo. È il primo dei grandi, è il primo dei risorti. Lui è il primo grande risorto per eccellenza. È Lui che ha compiuto meraviglie. È Lui che fa meraviglie e continua a farli. Quindi Gesù si è fatto conoscere. Allora il Signore cosa dice anche a noi? Allora, io ti ho fatto quel miracolo. Dice ad ognuno di noi. Sono io che te l'ho fatto. Non è stata la tua capacità. Non sono state le tue elemosine. Non sono state le tue innumerevoli preghiere. Non è stata la tua bella faccia. Non è perché sei ricco, non è perché sei bello, non è perché sei povero. No, io sono il guaritore. Ma tu hai ricevuto? Non peccare più, non rivoltarti contro di me, non rinnegarmi, non disubbidirmi, non ribellarti. Abbi veramente conoscenza, conoscimi ogni giorno e cerca di vivere una vita nella vera relazione con me. La conoscenza, leggendo la parola, è ovvio che noi non siamo capaci di immagazzinare tutto quello che ci sono, quelli che sono nati così, con questa predisposizione di essere un computer mentale, ok? Non siamo però tutti così, ma non significa che noi dobbiamo leggere la parola, leggiamo la parola e lo Spirito Santo la metterà dentro di noi e la farà crescere dentro di noi e al momento opportuno ce la insegnerà e al momento opportuno ce la ispirerà per insegnarla agli altri. Ma io devo fare di tutto per avere saggezza, per usare la conoscenza di Dio con saggezza. Se io uso la saggezza, la conoscenza di Dio senza saggezza, io posso dire la parola dice, la parola dice, la parola dice, la parola dice e combinare guai. Perché quella parola che esce dalla mia bocca non proviene dal mio cuore purificato, proviene dal mio orgoglio, dalla mia cupidigia, dalla mia vanità, dalla mia bramosia di sapere, capire. No. La conoscenza tu devi avere, io devo avere conoscenza, tu devi avere conoscenza perché affinché io abbia una vera comunione con il Signore e dalla conoscenza deve scaturire la saggezza perché io devo applicare quella conoscenza che ho saggiamente nella mia vita e nella vita di coloro che sono preposti ad essere accanto a me. Perché io devo essere un testimone. Io devo veramente essere e mi devo mobilitare per essere un verace testimone. Io devo far vedere Cristo, non devo far vedere me. Perché se tu fai vedere te stessa, tu non stai servendo il Signore. Tu stai servendo te stesso. Tu stai servendo il tuo ventre, dice Paolo. Non ubriachiamoci, perché davanti a Dio noi non possiamo farcela, non possiamo contendere
Possiamo, sì, davanti agli uomini, sentirci chissà che cosa, ma davanti a Dio, Dio, sapete che cosa dice? Io non ti conosco, io non so chi tu sia, non ti riconosco, io riconosco solo quelli che camminano umilmente con me. Io riconosco quelli che non solo che camminano umilmente, ma obbediscono e sono costanti. Amen. Ora il Signore si compiace di questa Chiesa perché vi voglio incoraggiare. Perché? Perché è una Chiesa che è stata fedele per molti anni e in un circondario non favorevole, perché c'è molta ignoranza e molta religiosità e molta idolatria, quindi non capiscono. Però il Signore ci ha portati avanti. Il Signore ci ha svincolati e ci ha portati avanti. E lo potrebbe fare con chiunque, ma molti non glielo permettono perché sono religiosi e idolatri e rimangono e persistono. Ma così facendo non diventeranno mai figli di Dio. Perché il vero figlio di Dio è colui che ha una vera sintonia con il Signore. Amen. Quindi quando noi ci apprestiamo a servire il Signore, noi lo dobbiamo servire non per vanità, non per avarizia, non per cupidigia, non... La verità l'ho detto? L'ho detto. Cioè, non per vanagloria. Noi lo dobbiamo servire e seguire perché il Signore è il nostro Dio, è tuo Padre, che ti ama e che ti vuole deliziare, saziare all'istante può agire nella tua vita, ma mettiti veramente nella giusta comunione, nella giusta relazione con Lui, mettiamoci nella giusta relazione con Lui, all'istante può veramente compiere cose straordinarie nella nostra vita. Mettiamocela tutta. E quando non agisce il Signore? Perché molti aspettano da anni miracoli e guarigioni, perché effettivamente non è perché Dio non vuole agire all'istante, no. È perché il Signore ci vuole portare a un punto, al punto che vuole Lui. Vuol dire che noi non siamo come Dio ci vuole, perché Lui ci vuole trovare invece come Lui vuole trovarci. Però molte cose il Signore le ha fatte in mezzo a noi, ha voglia, ha fatto tantissime cose dentro di noi, attorno a noi, nelle nostre famiglie, nei nostri problemi, nei nostri lavori, e vi discordo, ha fatto tantissime cose, ma il Signore non ci dà manco la capacità di testimoniare queste cose. Lo sapete perché? Perché Lui vuole la conoscenza, vuole che noi lo conosciamo e che saggiamente usiamo la conoscenza con gli altri, affinché gli altri non vadano, non si facciano deviare da falsi apostoli, falsi profeti che annunciano verità che non ci sono, che non sono verità. Ma il Signore vuole che ci sia un popolo che segua la sua legge. Perché se io ti dico, ho sognato Tizia e ho ricevuto questa grazia, state attenti, quella persona è già deviata. E quando c'è una deviazione, il contraccambio diventa duro, perché quando tu ricevi da un falso idolo che è Satana che si nasconde attraverso gli idoli, poi dovrai dare il contraccambio e non è facile, perché se uno ha avuto a che fare con Satana, sia che lo conosce sia che non lo conosce, il contraccambio è duro. Gesù non ti chiede contraccambio, Gesù ti dice cammina umilmente, seguimi, perché io sono tuo padre e io per te ho pensieri di pace, ho pensieri di amore, ho pensieri di prosperità. Sulle mie labbra c'è pace per te, sulle mie labbra c'è pronta all'istante la guarigione per te. Accetta
accetta ogni cosa e io interverrò nella tua vita immediatamente. Io ti ho portato, dice il Signore, al punto che io volevo. Non sono io rigido, io sono un padre d'amore. Ti ho portato a questo livello perché a questo livello ti voglio parlare e ti voglio dare. Ieri non eri pronta, o pronto, ma oggi lo potrai essere se tu ascolti. Nel nome di Gesù, amen. Noi ringraziamo il Signore con tutto il cuore, veramente. Ti ringraziamo, Padre. Grazie per la tua parola. Grazie perché la tua parola veramente ci guarisce, ci risana. Grazie per come tu ci esorti. Tu intanto ci chiedi di essere generosi, Padre, come tu sei generoso con noi. Molte volte a noi sembra che ti diamo qualcosa, quando quello che in effetti ti diamo è già qualcosa che tu hai dato a noi. Quindi in un certo senso ti ridiamo quello che tu ci hai donato. Aiutaci, Signore, a essere generosi veramente, a non mettere limiti alla tua potenza, a non mettere limiti quando doniamo per te, perché tu non hai limiti con noi. Tu hai dato la tua stessa vita, hai dato tutto quello che avevi, la tua vita l'hai dato per noi. Non permettere che noi siamo così stretti nel donarci a te, nel fare le cose per te. Noi vogliamo metterci cuore, vogliamo metterci amore, vogliamo dare il nostro tempo, vogliamo contribuire economicamente tutto quello che serve per fare andare bene le cose, per fare andare bene le tue cose, perché se vanno bene le tue cose va bene la nostra vita. E noi ti ringraziamo, Padre. Grazie perché noi abbiamo sperimentato te, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Grazie, Padre, nessuno è come te. Tu dici cercate e troverete, perché chi viene a bussare alla porta del tuo cuore riceve risposta, perché tu sei vivo, tu sei morto e sei risorto e in te solo c'è l'eternità. E noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo perché abbiamo compreso l'importanza dell'eternità, perché va nella nostra fede se non crediamo in questo, che tu sei il Dio di ieri, di oggi e di domani e per sempre. Grazie, Padre, perché noi insieme a te stiamo vivendo quest'oggi, vivremo il futuro che verrà e l'eternità insieme a te. Grazie, Padre, grazie, Padre, grazie perché tu ci hai fatto comprendere, Signore, che essere fedeli, che quello che tu vuoi da ognuno di noi non è appunto il sacrificio, ma è la conoscenza. Tu questo desideri da ognuno di noi e noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei venuto incontro alla nostra fragilità, sei venuto incontro alla nostra ignoranza, portando la tua verità. Grazie, Padre, perché ci hai liberato da quella menzogna che ci teneva stretti in questo mondo e non ci rendevamo conto che eravamo schiavi del male. Ma oggi, Signore, sappiamo che noi dobbiamo rivolgerci direttamente a te. Nessun mediatore c'è, soltanto tu, Gesù Cristo, sei il ponte unico e perfetto che ci porta a Dio. Grazie, Padre, perché tu solo sei morto per ognuno di noi. Grazie, Padre. E noi possiamo arrivare al Padre per mezzo di te. Nessun uomo, ma soltanto tu, vero Dio e vero uomo. Grazie, Padre, grazie, Padre, grazie per come ti sei rivelato nella nostra vita. Noi così, nella stessa semplicità, nella stessa profondità, nella stessa verità, vogliamo annunciare al mondo chi sei tu, Gesù, vera via, verità e vita, unico Salvatore. Grazie, Padre, perché noi non stiamo seguendo una religione, ma stiamo seguendo te, Gesù vivo. Noi crediamo, Signore, che siamo nel giusto, perché stiamo seguendo te. E la nostra fede è incrollabile, perché è basata su di te e ogni giorno cerchiamo di farla crescere solo con te, passo con passo con te, Padre.
Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo, Padre. Grazie. Grazie perché non c'è altro nome al di sopra del tuo nome. Gesù. Gesù. Per sempre tu, Gesù. Amen.